Guarda fidanzata, ci sono i taralli vicentini, vedi? Ti dicono di provarli con salame e felino. Beh, tu a casa i gatti si può anche provare. Anche no? Sta adesso perché dorme? Porca miseria, è una roba incredibile. Il mio vicino. Ciao vicino! Vicino Bau! Olmo! Te butto sul caffè? Ah! Boh. Quanto zucchero! Ascolta qua una roba Italia. C'è nuvolo, c'è brutto, non è luce. Ste robe non bisognerebbe farle. Cosa ste robe? Lo so. Te volevi tanto vedere il furgone dell'Olfo che me cava messo a fuoco, vedi tu? No, prende solo i belli. Capito? Le solite domande che si fa a uno per domandare i casi sui del camper. Allora, prima roba, marca e modello. Attenzione, ti dico subito una roba che ho scoperto. Non è un Olfo 87, no, Olfo 87 le Lu. Weinsberg, non so se l'ho detto bene perché i tedeschi magari me fulminerà. Un cara... Da ubriaco lo dici meglio. Un Carabus ME 640. Sono venuto lì a guardare come se c'è la roba che non mi ricordo neanche più. No, È un 640. L'ho comprato l'anno scorso. Viaggiavo prima con un pulmino, un Fiat Tipo Ducato. il mio? No, non il pulmino quello tuo, ma un Fiat Ducato pulmino, 9 posti, dove avevo fatto sopra il letto. Quello che avevo mi? 9, non era 7. 7, 9. 9 posti, no, proprio aveva le due panche dietro, e da 3, praticamente 3. Aspetta che stemmi oggi perché fa freddo, se ne batta brocca. Insomma, avevo costruito sopra un letto e viaggiavo con quello, andavo a vedere gare automobilistiche, insomma, vacanze e con quant'altro, insomma, girare. Motorizzazione. Questo qua è un 2003, 130 cavalli, può sembrare un po' piccolino, però giustamente lei è un camper, non è che te deve fare le corse. Magari in salita ne risente un po', avrei preferito magari avere un 180, insomma un motore più grosso, però vedo che mi trovo bene, non ho grande protesa, insomma. Italia il viene da Vicenza, sai come sono le salite là a Vicenza? Io così, quindi se uno si lamenta delle salite, cioè pesa anche da dove abita, dove che viene, tu capisci? Ah, non ti sei a Vicenza? No, da Caprino Veronese. Inter dietro e quinte mi dice che lei da Capra Veronese, Veronese. Il cavarompe veronese non è a Vicenza, però ciò non cambia che a Vicenza è salita così. Allora, come tu mi insegni, i camper sono quasi tutti uguali. Ciò che li contraddistingue è la mano del proprietario, nel senso cosa il proprietario fa come modifiche a questi mezzi, e tu avrai ovviamente subito visto il tavolino esterno, PC USB dappertutto, bottiglie di birra vode. Dai Singano, monta su. Giusto, 2 adesivi del numero e qua 4. Queste, sì, attenzione, sono grandi, meno di una spanna, sono touch, vedi, tu tocchi, in più stieni premuto, aumenti la luminosità, ok? Molto carine, però attenzione da non confonderle con i lampadari come hanno fatto molti. Ha un piccolo difetto queste qua, che ho notato che quando hai una tensione mi sembra troppo alta, magari quando sei attaccato alla colonnina che hai la tensione troppo alta, fanno un fischio, penso che sia il trasformatore dentro, ma non niente di... possono essere un po' fastidiose, quello sì. Non so bravo a vendere i camper, ma so bravo a sparare tante monaie, tra le quali l'apprezzamento per l'Olfo letto. L'Olfo letto è un letto che si contraddistingue dagli altri letti per l'enorme dimensione, per l'enorme area che va a occupare all'interno del camper. Antiche leggende narrano che l'Olfo letto parte dalla provincia del frigo fino alla provincia del portellone dietro, che si trova a ben 2,30 metri di distanza. Sì, è vero? Nell'Olfo camper puoi trovare inoltre una seconda autoradio messa così sopra al frigo e un microfono per telefonare ai tuoi amici mentre rovisti nel frigo. Nell'Olfo pornocamera possiamo inoltre osservare 2 grandissimi paia di casse, una seconda lampadina di quelle che te catti su Amazon. Sono state installate le sospensioni pneumatiche. Ma chi lo sta? Non passea? No? No. Sì? Ti fate fare? Io fate fare, non da io. precisare perché la gente ha domanda che gli è curioso, Dio caro. No, E gli domanda anche che colore che stai mudando, che sta su, fa la fila. Porca troia, no, soprattutto noi furgonati che dopo gli domanda, quindi. Infatti se
Se andiamo vabbè, vediamo là. Ecco, Se sedili vedi là. girevoli. Ma poi sospensione ad aria? Sospensione d'aria, sì. Dai, sul furgone? Doppia base. Sì, perché A fare Eolfo robette? sì, Ah? no. Ah? No, perché Brigante per darmi la Eolfo. mano perché ormai ho 30 Porca anni. miseria. Hai capito Italia cosa che serve sospensione ad aria? Ho messo sulle sospensioni anche perché provandolo un anno ho visto che era una cosa necessaria anche per quando si va in sosta libera, che non si trova il piano perfetto e si va così a non prendere la multa, perché se si mettono sotto i cuni Ah, sì, è vero. sei in campeggio, cioè nel senso sei... Sì, su modalità Roma. Ecco, infatti. E allora anche i piedini, quelli è una soluzione, però anche quelli è vietato esatto. dalla legge, quindi Anche quelli sono romizzabili. è una cosa, insomma. Allora, vabbè, non puoi liberare il furgone davanti, però io ho visto che con un'escursione di 10 cm sulle ruote dietro, cioè avanti, insomma, lo porti piano, insomma, a meno che non sei a Vicenza sulla salita del monte, non so, ma comunque insomma se trovi uno spiazzo riesci a livellarti, dai. Ecco, usando la bollina che c'è lì per terra, o guardando il bicchiere di birra a vedere se è dritto. Ma il bottone cosa serve? E per caricare, perché c'è compressore. Dai! Sì. Po- Gli adesivi col bisonte li ho fatti perché il mio vecchio furgone lo chiamavo il bisonte grigio, e allora anche questo qua era grigio e sono davanti. Ecco, quando mi dicevano che io non capivo, Ezio mi diceva sempre della dinette che io non capivo, diceva che quella di camper era più larga eccetera, non riuscivo a capire. Effettivamente sì, diciamo che però è anche strano, ma le fanno apposta così strette, perché tu spazio ne hai, voglio dire, potevano farla. Sì, però questo qua ha i letti longitudinali, quindi diciamo è proprio che, così il modello del camper. nei camper, nei furgonati pensano di più a funfatare piuttosto che a mangiare, hai capito? Quindi quelli con i furgonati dovrebbero essere belli in linea. Sì, io avrei preferito andare a guadagnare anche un 20 cm per il bagno e magari il mobile qui dove c'è il frigo. Far piccaca e meno sì. Ecco, però vabbè, no, per fare capire l'Italia, allora Singano è alto 1,70 m, 1,71 m, 1,72 m, una roba del genere. Allora guarda, il mio avambraccio con la mano è il tavolo, per capirci, perché sennò come faccio? Cioè, come fai a spiegargli cosa sarà? No, che vuol dire 1 metro, esatto, ma anche col metro non tutti hanno la concezione, no, dei 30, 40, 50 cm. E allora ti dico, te che sta con un avambraccio. Ecco, esatto. E questo è i tavolini dei furgonati. Per il resto, come abitabilità, ti dico, io mi troverei benissimo. Vivere no, però per viaggiare è anche troppo, voglio dire, hai tutto quello che serve. Frigo, bagno, doccia, in tal caso de Olfo te ha un letto che è grande come un camper e cassettoni a volontà dappertutto. Guarda che roba, dai che guardiamo i cassi dell'Olfo, magari ha tutti i giochetti strani dentro, non si sa mai. Guarda, controlla, guarda che bravo ordinato, dica bravo Olfo, complimenti Olfo, bravo, bello ordinato, tutto netto, pulito, bravo. E qua, viene fuori per così. Che forte, e qua altre pentole, no? Quante pentole? Anche Prendi che ti faccio vedere una cosa, allora stai pure lì. Complimenti a Olfo Cameraman. Allora, si è sfocata quando io fatto i cassetti, quindi non si è visto niente, meglio così. Allora, io ho creato anche un tubo aggiuntivo sotto alla panca dove posso estrarre un tubo, e adesso andiamo a prenderlo. Sì, Italia, c'è anche la capra, sì. Anche dopo gli asciugo la capra sotto la panca. Che vediamo, spostiamo tutto. No, non sono mia capra sopra la panca, Italia, no. Sopra la panca che si singano e sotto la panca che si olmo. È fuori, allora adesso che facciamo pubblicità. Ma te vieni a chiamare l'olmo che olfo. Olmo in Friends. Cosa? Il fornellino qua fuori. Te anche il fornellino? Sì, ma tiene come peso il piccio che te ha fatto il tavolino. Visto Italia, questa effettivamente è una roba intelligente che tu che hai il furgonato puoi copiare da Olfo, perché sono l'amorosa col culo, insomma. Sì, parte amorosa col culo, ma se te che pensi, tutti i furgonati hanno la cucina, quasi tutti i furgonati hanno la cucina davanti qua alla porta, no? E quindi la parte esterna, che sarebbe questa, perché adesso si senta comodo, non vuoi andare fuori a fate veda, resta vuota, no? Resta una parete, e quindi perché non approfittare e mettergli un tavolino apribile esterno
punto della domanda. Olfo, dica perché? Perché no? Dica, non so. Gli ho fatto smontare metà camper a Olfo, poveretto. Fammi vedere, insomma. Sì, esatto. Tu mi dirai, ma se Olfo è Veneto e ora è il camper Veneto, avrà per forza anche la cantina. Esatto, bravo, ci siamo dimenticati di vedere un'area principale del camper di un Veneto. Andiamo subito a vederla. Non so guardare perché a me mette a fuoco sempre tutto. Allora, vado verso qua. Tiri fuori il cestellino che l'ho comprato ieri. Per metterci dentro la bottiglia. Beh dai. Beh, c'è un Veneto, un fiastemmio però. Era lì per coprire il buco. Trovo l'intruso. Però dopo, sì. Cassettine. Però dopo, Sì, che poi mi ero dimenticato. Guarda, una cosa molto interessante sono queste cassettine di plastica bellissime, effetto legno, solo che purtroppo lui le ha trovate, diciamo, in un supermercato, magari non si ricorda neanche il nome del supermercato. Martinelli, ho capito, ma non è che tutti abbiamo il Martinelli sotto casa, hai capito? Quindi non è che per dire dici vai all'Ikea e quel modello e lo prendi uguale, hai capito? Però sì, beato lui che le ha trovate perché sono veramente parte comode ma anche belle da vedere, ok? E ovviamente estremamente leggere perché è plastica. Sì, in questo caso esatto, è giusto perché sono proprio un centimetro. Sì, meno di un centimetro, ha tipo 6 mm di lasco, quindi proprio perfette. Adesso io fare le mie domande. Tu stai che bello anche la botolina beh, sì. Giustamente vanno sprutati spazi. Aspetta che te mi metto a fuoco Italia de qua, eccola, vedi? Tac. Mettiamo a fuoco il piccio che l'hai in mano, eccola, vedi tu? Ecco, il piccio avevo attaccato sì una multipresa, però ok, troppo pesante e scivola sulla calamita, insomma, l'ho abbandonato, lo uso solo quando sono fermo e via. Ovviamente anche questo video è stato fatto con i piedi come sempre, però come diceva una mia conoscenza, un regista che io apprezzo e stimo moltissimo, a volte è molto meglio non perdere il momento piuttosto che perderlo per dover fare la ripresa giusta e tutto ciò che ci va dietro. Macchinetta, te ha proprio problemi? Mettimi a fuoco, Questo qua era il mio vecchio mezzo, che praticamente anche questo qua era tutto trasformato perché è luci dappertutto. Questo qua è un picnic, una pasquetta che abbiamo fatto, ho attaccato sopra il telo così col gazebo davanti. Forte. Qua era Olivigno. Sì, fornello, vedi che si viaggiava proprio subito un letto dietro così, dopo ho abbassato praticamente i sedili e gli ho messo sopra un asse, l'ho trasformato praticamente. Come volevo fare io quella volta, cioè il furgone da battaglia, costa a massa, Dio caro, non ho mai preso per costava quello. tanto di assicurazione del bollo perché comunque è un trasporto passeggeri, quindi manca il furgone in sé, costa tanto. Vedi, questo qua è il letto che avevo costruito. Sì. Twist Italia, impara. Vedi tu? Luci di sempre. Luci a pincio, tattiche. Bello. Vedi che felice che ero. Beh sì, ci sta, bellissimo. E là c'era la radio che vedi là sopra, era messa qui nella posizione dietro, che la usavo praticamente sull'altro furgone, è tutta roba recuperata. Bello cazzo. Sì, tetto basso, cioè quasi ho un fatto auto, anche dopo si vede quale era verso la fine proprio tanta maritudine. Vedi che la luce attira, no? Che storie. Bello. È una dio celibato che sono infilate dentro. Bello, veramente bello. La sfiga è che prima di andare a comprare questo mezzo qua, come vedete dalla foto, ho dovuto fare dei lavori, ho dovuto cambiare la frizione perché era finita. Non volevo buttarlo via ancora quando ho cambiato la frizione, però seguendo in internet, cercando, perché è da quando ho 18 anni che lo sto cercando, cioè nel senso il camper è sempre stato un mio grande sogno. Avevo visto questo qui, aveva un prezzo veramente secondo me abbordabile per me, per le mie tasche, e anche dopo avendo cambiato la frizione ho deciso di andare a comprarlo e portarmelo a casa. Ti dico, questo qua l'ho trovato per 45.000 euro, questo furgone qua. E dopo vabbè, col finanziamento e tutto 50-51 quello che è, però ho avuto veramente fortuna
cioè cercando ho detto ma sì dai la faccio sta pazzia perché sennò veramente sì. allora lo usavo come letto e come mangiare tutto, però mi mancava un bagno, mi mancava un posto dove anche magari da farmi una doccetta veloce all'estate, cioè nel senso quando Sì. sei 3-4 giorni fuori di casa insomma Una cagadina in tranquillità. infatti un po' di privacy, un po' di secondo me è scomoda da portare dietro, tirare fuori, occupa spazio. Ho trovato questo scalino qua che è agganciabile, praticamente lo aggancio qua e salto su col piede e vado fin sul tetto. Ha la possibilità anche di rompere i vetri. Sì, sai che ormai su Amazon in giro vendono le robe per i ladri, quindi hai visto con quello strumento ti fa da gradino per poterti arrampicare sopra i camper e spaccare l'oblò per entrare, in più anche lo spaccavetro per spaccare eventualmente finestrini e entrare. Cioè. Vabbè, o magari te che il vicino che te rompe, Porca miseria, rompi il vetro. cioè non basta i jammer che vendono di tutti i tipi, anche sta roba qua, ma che è terribile, Magari te puoi anche mangiare qua così. Te guardi fuori. Sei sul fianco. E ringraziamo Olfo al pensierino veneto. Dietro posto in freezer. No, qualcos'altro, basta, no. Che dopo a me mi fa male, cioè. Ah, Dio mio. Qua. Beh, qua non posso dire no. Ho fatto... Se entri nel canale di Olfo troverai il suo video del vecchio furgone che aveva allestito. E basta, da Singano e Olfo sotto a piova è tutto. Saluto Italia! Con i cornetti e la bottiglia di vino. Dire ciao Olfo, ma dico pian che lei si è letto giù a dormire, dire ciao Olfo, piano. Guarda come si imposta, vedi tu, tutti strafanti, vedi tu, i navigatori, tutte le robe, vedi tu. Lei è un Olfo organizzato, vedi tu, non si scherza. Uccio l'ha sentito, guarda, dire ciao Olfo. Dire che anche lei si dorme, saluti Olfo, ciao Olfo. Saluto. Ciao Besa! Grazie di tutto, della compagnia, anche se non ti si abbia figa, però vabbè, insomma, va bene stesso. Cioè, si contentiamo, su te dice, così è Italia, ancora nada così. Eccolo! Di qua abbiamo anche un altro Tu che fa, o era il camper dopo? Beh, era un McLuis, che fa uno dei lavori più belli del mondo, no, non il pornostar, è il pensionato.